Nuova udienza ieri mattina in tribunale del processo a carico dell'ormai ex presidente della provincia regionale di Agrigento Eugenio Dorsi, accusato di abuso d'ufficio, peculato, concussione e altro. Nel corso dell'udienza, durata per l'intera mattinata, si è approfondito il tema delle palme messe a dimora nella villa a Montaperto di proprietà di Dorsi e che per l'accusa sarebbero state acquistate dall'ente provincia. A tale riguardo hanno deposto 3 testi, l'agronomo Giovanni Alletto, l'ex vivaista Luigi Rotulo e l'imprenditore Gaspare Chianetta. Un duro scontro si è registrato tra pubblica accusa e difesa sulla richiesta di produzione da parte dei legali di Dorsi di un verbale sottoscritto dal teste Chianetta e realizzato nel contesto di indagini difensive che per la procura non poteva essere prodotto in quanto lo stesso Chianetta già figurava nella lista testi in data antecedente alla redazione del nuovo verbale. Uno scontro molto acceso, come detto, che ha avuto toni molto elevati. Il Tribunale, al termine di una lunga Camera di Consiglio, ha accolto l'eccezione sollevata dalla Procura, ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni rese da Chianetta in sede di indagini difensive. Il teste Rotulo ha ammesso di avere venduto alla provincia e non a Dorsi le palme oggetto del processo e di non avere ricevuto ad oggi un solo euro. L'agronomo ha inoltre dichiarato di non conoscere Dorsi e che non ha regalato nulla a quest'ultimo. Chianetta dal canto suo ha rievocato come abbia ricevuto l'incarico di eseguire dei lavori nella villa di Dorsi, aggiungendo che ha praticato un prezzo di favore per non pregiudicare i rapporti con Dorsi. Alletto, agronomo della provincia, ha spiegato che è stato fotografato in una circostanza con stivali gialli nei pressi della zona della villa, non perché svolgesse attività per conto dell'ex presidente della provincia, bensì per evitare che alcuni operai distruggessero un ulivo di almeno 30 anni. La prossima udienza adesso è in programma il prossimo 8 luglio.